Carnevale di Mister Bianco, cosa significa indossare un costume così bello? Sacrifici, divertimento, la voglia di realizzarlo tutti insieme in famiglia, anche soldi sinceramente. Da quanti anni ti vesti tu? Io ho 7 anni. E cosa rappresenta questo vestito? Sogno tropicale tra fenicotteri e palme. Ecco, l'idea come nasce? Ogni anno un'idea diversa, suppongo. Sì, ci sono le varie associazioni con i vari temi, la costumista e poi ogni disegno ha la sua particolarità e il suo titolo e poi viene realizzato insieme alla costumista. Quanto lavoro c'è? Mesi di lavoro. Io è da giugno che lavoro su questo vestito. Ma li costruite proprio voi? Sì, Ognuno sì, costruisce il proprio? Sì, Quindi, tutto realizzato interamente a mano, cucito, tutto. quindi durante questo pomeriggio quello che vedremo è costruito, ognuno ha costruito il Sì. proprio vestito. Sì. Quanti siete figuranti in totale? Come carnevale, ma penso siamo 800 maschere. 800 Sì. maschere, quindi un percorso che si snoda per parecchi chilometri. Sì, ognuno più bello dell'altro. Buon divertimento. Grazie. E qui continuiamo perché si lavora, perché ultime rifiniture, perché il carnevale ormai sta partendo, la sfilata sta partendo e vediamo un po' questa maschera cosa rappresenta. Salve, le favelas. Le favelas, ma quanto pesa una struttura come questa? Solo la spalliera quasi 40 kg. E lei da quanti anni partecipa? Io prima ero un veterano del carnevale, poi mi sono fermato un paio d'anni, ora da 3 anni a questa parte sto partecipando di nuovo. Il carnevale di Mister Bianco è diventato ormai un riferimento per tutta la Sicilia. Per voi, vedere tutta questa gente per le strade che vi applaude, che festeggia insieme a voi, cosa significa? È un grande spettacolo per il nostro paese. Noi viviamo qua per il carnevale. Viva il carnevale di Mister Bianco. Buon divertimento. Grazie. E l'ho fatto io. E l'ha fatto lei, ma io allora le devo strappare qualche battuta, non scappi. Ha fatto lei cosa? Si metta qua davanti, si metta qui. Mio marito, Ah, siete marito e moglie? lui è mio nipote, lui è mio marito. L'assemblaggio, mio marito, tutta la costruzione del vestito l'abbiamo fatta in famiglia. Quindi ci vuole anche un'abilità di cucitura. Sicuramente sì. Perché Allora. se non si è abilitati a questo e si devono fare altre cose, di pagare, non si ci esce più. Non si riesce a fare. Assolutissimamente no, perché sono tutte spese dei partecipanti. Allora, buon divertimento e ci vediamo più tardi in sfilata.